È davvero un trofeo Piva grandi firme, quello targato numero 76 che è andato in scena in una domenica decisamente soleggiata e dal clima primaverile. Una giornata di grande ciclismo, quella che ha riportato questa grande classica sulle strade di Col San Martino. Si corre con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Treviso e dei comuni di Farra di Soligo, di Miane, di Valdobbiadene e di Vidor. In cabina di regia la C Col San Martino del presidente Mario De Rosso, assistito dal segretario Daniel Frezza. Prima del via anche un momento toccante, il ricordo di Simone Moro, giovane di Col San Martino scomparso nell'agosto scorso, e gli organizzatori hanno voluto omaggiarlo con un ricordo consegnato direttamente ai genitori. Ad abbassare la bandiera a scacchi il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, per dare il via a questa sfida che ha visto ai nastri di partenza ben 172 atleti che si dovranno misurare sul consueto tracciato di 179 km e 800 metri. 10 le tornate in programma, con ben 9 passaggi sulla salita del Combai e gli ultimi 3 passaggi sul muro di San Vigilio, questa nuova salita che è stata inserita da pochi anni e che ha sempre ravvivato e reso ancora più spettacolare il finale di questa corsa. Una manifestazione storica, dicevamo classica, internazionale, riservata agli under 23, che ha sempre avuto la funzione di mettere in luce i talenti più cristallini del panorama internazionale. Chi vince a Col San Martino ha di fatto le porte del professionismo spalancate davanti a sé. Primi chilometri di gara che scorrono via con il gruppo che sfila veloce tra i filari del Valdobbiadene di OCG, che qui trova la sua massima espressione e soprattutto è divenuto patrimonio dell'umanità attraverso la scelta operata dall'UNESCO. Si transita al cartello dei 9 giri al termine, con il gruppo ancora sostanzialmente compatto. Alcune scaramucce si registrano in testa al plotone, sino a quando a prendere il largo è un'azione di 8 attaccanti, 8 corridori che tentano quindi di rompere gli indugi sin dai primissimi chilometri, e quando mancano ancora più di 150 km al traguardo troviamo al comando Luca Laguardia dell'Aran Cucine Veius, José Alcocer della R Monex, Jacob Sertic della VSA KTM Graz, Noah Hollambin della Martig, Daniel Kazarov della Beck Sebre, Domen Oblak della Poggi Team, Gianluigi Scibilia del Sicilia Team e Riccardo Lorello del Team Opla. In questa fase di gara però si registrano 2 cadute in rapida successione che obbligano i sanitari al seguito della corsa, ben 2 medici di corsa e 3 equipaggiamenti con l'autoambulanza, ad essere impegnate nei soccorsi. Per questo la corsa viene neutralizzata, il gruppo e anche i fuggitivi vengono fermati per circa mezz'ora, poi il plotone viene riportato in coda ai battistrada e da lì si ripartirà con una situazione che vedrà sempre gli 8 di testa già segnalati in precedenza al comando con 2 minuti di vantaggio sul gruppo, ma una tornata da compiere in meno rispetto al programma iniziale. Infatti il lasso di tempo impiegato e necessario per offrire i soccorsi a coloro che erano finiti a terra ha obbligato a operare questa scelta per rimanere comunque nei tempi del programma del trofeo Piva. Siamo comunque già alla ripartenza con gli 8 battistrada, vedete subito Luca Laguardia sui pedali con la maglia dell'Aran Cucine Veius e lui subito a dettare il ritmo in questa fase di ripartenza. Intanto al comando rimangono in 6, perdono contatto infatti Domen Oblak, lo sloveno della Poggi Team, e Gianluigi Scibiglia del Team Bike Sicilia Multicar Amaru. Questi 6 battistrada continueranno a dominare la scena per tutta la fase centrale di corsa. Il loro vantaggio va diminuendo perché alle loro spalle si portano a guidare le operazioni alcune delle formazioni più attese, tra queste l'NBH Bank Ballan CSB e l'UAE Team Emirates Generazione Z. Lo ricordiamo, la NBH Bank vanta tra le proprie fila
il vincitore della passata edizione del trofeo Piva, quel Pavel Novak che aveva incantato lo scorso anno sulle rampe più impegnative di questa manifestazione. Intanto con il passare dei chilometri si sfalda l'azione dei battistrada, è Riccardo Lorello l'ultimo ad arrendersi al ritorno del gruppo, ma vedete un gruppo ormai composto da una sessantina di unità. Il ritmo tenuto dagli inseguitori infatti è tambureggiante e decreta una vera e propria selezione, una selezione già molto importante quando abbiamo già affrontato la prima scalata al muro di San Vigilio. Riccardo Lorello intanto va a scollinare sul Gran Premio della Montagna di Combay, il penultimo passaggio, e ne approfitta per salutare i tanti tifosi che lo hanno sostenuto in questa avanscoperta. Ormai il gruppo è lì alle sue spalle, Riccardo Lorello che ha già dei risultati importanti all'attivo in questo 2025, alza bandiera bianca, si arrende quindi al ritorno del gruppo e a questo punto si apre la fase decisiva della 76esima edizione del Trofeo Piva, una manifestazione che, come abbiamo detto, fa parte del patrimonio non solo sportivo ma anche culturale di questo territorio, una UCI Bike Region, quella di Treviso, che è stata riconosciuta a livello internazionale. Intanto con le nostre immagini siamo già negli ultimi 30 km e una volta che è stato riacciuffato Riccardo Lorello a rilanciare l'azione sono 6 atleti. Si tratta di Mark Lightfoot della VC ex En-Provence, di Kevin Biel della General Store SGB Fratelli Curia, quindi Benjamin Eckerstoffer della Tirol KTM, Alessandro Cattani del team Technipes, Ronan O'Connor del team Skyline e Martin Erreno Polania della WF Group Bardiani CSF Faizanè. Questi 6 corridori li abbiamo visti transitare al suono della campana quando inizia l'ultima tornata, quella che comprende ben 2 passaggi sul muro di San Vigilio. Quindi un'ultima tornata che è sicuramente impegnativa e per non dire decisiva. Vedete che quando siamo ormai in vetta al muro del San Vigilio, al penultimo passaggio, rimane al comando solo il danese della General Store SGB Fratelli Curia, vale a dire Kevin Biel. Sulla sua scia una lunga teoria di atleti molto sgranati e vedete anche affaticati nelle retrovie del gruppo. Le salite di giornata iniziano a farsi sentire, il pubblico è lì a bordo strada ad incitare il passaggio degli atleti, ma ormai le energie rimaste nelle gambe di questi corridori sono davvero al lumicino. Una volta che si torna in pianura, sulla ruota di Kevin Biel rientrano altri 3 importanti atleti. Si tratta di Lorenzo Masciarelli dell'NBH Bank Ballan CSB, con lui troviamo Duarte Marivoe della UAE Team Emirates Generazione Z e Filippo Turconi della VF Group Bardiani CSF Faizanè. Siamo al cartello dei 20 km al termine e questi 4 atleti riescono a mantenere un vantaggio di 30 secondi sul gruppo, un vantaggio che si riduce ulteriormente lungo le rampe dell'ultima scalata al Gran Premio della Montagna di Combay, poche centinaia di metri, ma a mantenere a galla questo tentativo in salita è la generosità di Filippo Turconi, atleta varesino al secondo anno tra gli under 23, lui che veste già la maglia di una formazione professional e che nelle categorie giovanili aveva fatto vedere delle cose decisamente importanti sia in salita sia a cronometro. Alle loro spalle si muovono i big, ci sono le maglie della Astana, ci sono le maglie delle formazioni più quotate in gara, quelle della R Monex, lì per tentare di ricucire lo strappo, ma il passo dei 4 battistrada è ancora ottimo e a questo passo in salita fa di connubio ovviamente anche la lucidità in discesa, sempre Turconi a dettare le traiettorie anche nei tratti più impegnativi della discesa che riporta verso Guia e quindi Colbertaldo. Da lì si andrà a transitare per l'ultima volta a Col San Martino e poi si andrà ad affrontare l'ultima scalata decisiva al muro di San Vigilio. Chiede il cambio a questo punto Filippo Turconi, glielo dà puntualmente Lorenzo Masciarelli. Questi 4 atleti sono tutti e 4 dotati di ottime doti sia in pianura sia in salita, sono arrivati a Col San Martino per giocarsi il successo e ora hanno la possibilità di affrontare il finale con un tesoretto sulle spalle
che si aggira sempre sui 30 secondi. Infatti a guidare il gruppo c'è un motore niente male, è quello di Alessandro Borgo, vedete per lui una vistosa escoriazione sulla coscia, lui che è ragazzo di Pieve di Soligo, che vive a pochi chilometri da Col San Martino, è stato tra gli atleti sfortunati che sono stati coinvolti nelle cadute della prima parte di corsa. Nonostante questo Alessandro Borgo è ancora lì in testa al gruppo a trainare il plotone per i propri compagni di squadra, e infatti il team Bahrain Victorious Development conta al proprio interno anche il talentuoso sloveno Jakob Omrzel, al debutto tra gli under 23 ma già dotato di un pedigree di tutto rispetto. Intanto con le nostre immagini ci spostiamo all'imbocco del muro di San Vigilio, i 4 battistrada lo affrontano con appena 15 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori, ma a questo punto a prendere in mano la situazione è uno scatenatissimo Filippo Turconi. Il portacolori della VF Group Bardiani CSF Faizaneh spinge sui pedali come un forsennato, stacca tutti i compagni d'avventura, ma soprattutto riesce a respingere il ritorno degli inseguitori. Generosissima, straordinaria l'azione di Filippo Turconi, che si alza un'ultima volta sui pedali per andare ad affrontare le ultime rampe del muro di San Vigilio. Sa che una volta scollinato sarà tutta discesa sin sul traguardo. Filippo Turconi va a pescare nel fondo del barile le ultime energie rimaste nelle proprie gambe, mentre alle sue spalle Duarte Marivoé è costretto a rallentare. Straordinaria l'azione di Filippo Turconi, generosissima ma soprattutto brillantissima, e ora l'ultimo chilometro e mezzo tutto in discesa per lui, per andare a puntare diritti verso il traguardo di Col San Martino. Come detto, un traguardo che può valere un'intera carriera, perché Turconi, per quanto riguarda il passaggio al professionismo, può dirsi già pronto, anzi già professionista a tutti gli effetti. Discesa perfetta quella di Filippo Turconi, che va ad interpretare anche queste ultime curve in maniera impeccabile. Da sottolineare la preparazione della C-Col San Martino per quanto riguarda anche la discesa di San Vigilio, una discesa molto tecnica che però era stata messa completamente in sicurezza grazie a delle vistose protezioni. Siamo all'ultima curva con Filippo Turconi che si presenta sul rettifilo d'arrivo con 5 secondi di vantaggio su Duarte Marivoé. Il 76esimo trofeo Piva è suo, è del portacolori della VF Group Bardiani CSF Faizaneh, è di Filippo Turconi, un grande talento del ciclismo italiano che va ad iscrivere il proprio nome in un albo d'oro decisamente prestigiosissimo. Seconda piazza per il belga Duarte Marivoé della UAE Team Emirates Generazione Z, mentre è volata per il terzo posto e ad aggiudicarsela è il messicano César Machas della Petrolike. Quarta piazza per Adrià Pericà della UAE Team Emirates, quinto lo sloveno Jakob Omrzel della Bahrain Victorious Devo Team, sesto Matteo Scalco, settimo Ludovico Mellano, ottavo Cesare Chesini, nono Luca Paletti, decimo Filippo Agostinacchio. Filippo, che bello tornare alla vittoria in questa maniera. È stato bellissimo. Già la gara l'avevo fatta l'anno scorso, mi piaceva veramente tanto e così è perfetto. Senti, cosa hai pensato quando avete iniziato l'ultimo muro di San Vigilio? Il gruppo era vicinissimo. Infatti, come l'abbiamo puntato subito a fare un ritmo elevato, anche per la paura che magari da dietro, un po' più freschi, riuscissero a rientrare, e alla fine per provare a vincere bisogna rischiare, l'ho fatta. Un ultimo muro dove le gambe hanno gridato dal dolore? Sì, gli ultimi 50 metri ero lì in piedi, ero praticamente buttato in avanti a tutta e dicevo dai, devo riuscire ad arrivare in cima. Senti, hai vinto una grandissima corsa come il trofeo Piva, l'hai vinta alla maniera dei grandi. A chi la dedichiamo questo successo? E la dedica va alla famiglia e a tutta la squadra che ha creduto in me, partendo dalla famiglia Reverberi che mi ha dato questa grandissima possibilità, ai direttori sportivi e ai compagni di squadra che oggi hanno fatto un lavoro perfetto. Tantissima gente sul percorso. Sì, bene, la giornata ci ha premiato, comunque tanto pubblico, è stato molto bello come sempre. Si dice che le macchine organizzative di grande calibro si misurano proprio nel momento dell'avversità. A proposito di quell'interrogazione, si può dire che tutto si è risolto per il meglio. Infatti ne ho parlato già con qualcuno del nostro staff, abbiamo visto la professionalità, soprattutto tutto l'apparato sanitario e medici che sono intervenuti con la massima professionalità.
ovviamente è servito del tempo, però per fortuna è rientrato e abbiamo ripreso la gara e anche finita al meglio.